Allora, questo pomeriggio ho dato... Intanto benvenuti in un nuovo vlog. Questo pomeriggio ho dato, oggi è sempre il 20 di maggio, ho dato una bella pulita qua perché c'erano tutti questi fiori qua, tanto ricrescono, cioè fanno proprio foresta, e siccome arrivano fino al marciapiede oltre, allora ho dato una bella pulita a tutto qua. Lì c'è il mucchietto di roba, vabbè adesso non mette a fuoco. Ho tagliato anche là sotto perché era pieno di ortiche. Si sto andando in giro con la Nintendo. E adesso voglio farvi vedere le piante. Questa è l'ora più bella, l'ora del tramonto. Franz ha steso l'asciugamano. Vi faccio vedere le piante di fragole che ci sono in orto, e per quest'anno ho in mente di fare un'altra sistemazione dell'orto. Non lo farò per terra, cioè lo farò per terra sì, ma in dei contenitori, perché li ho presi apposta, perché voglio fare in modo diverso. Credo che tutti i laterali, tutti i bordi li farò come al solito, quindi pezzettino rialzato e via. In mezzo voglio fare diversamente. Comunque guardate che fragole. Una pianta è questa, ho dato una pulita intorno, forse sarebbe stato meglio lasciare tutta l'erba intorno perché proteggeva. Comunque, una pianta è questa, una pianta è questa, qui c'è già una fragolina. La pianta, poi aspettate, c'è questa qui, e la pianta più grande è questa qua. Questa pianta qui è bella grande. Questo è il posto perfetto per le fragole. In vaso a me non vengono, e invece qua in orto le piante sono bellissime, e anche qua ci sono già delle fragole. Wow, che pianta gigante, cioè belle. Quindi ecco, ci sono solo queste. Ho guardato un po' intorno ma non ho visto altro, non è ricresciuto niente della roba dell'anno scorso. Comunque queste piante qua bellissime. Ecco, uno sguardo all'orto adesso, poi tra un mesetto credo lo vedrete molto diverso. Comunque sta bene tutto tagliato il prato, Ho lasciato una pianta, vabbè. Tra l'altro questa pianta qui che c'è, qui è tutta secca, non so se sia morta, ma era dietro tutte questi fiori qua che fanno più verde che fiori. Poi i fiori a me non piacciono sinceramente. Guardate che robe, tempo zero sono di nuovo cresciuti. E questa pianta qui, poretta, è morta dietro a tutta sta roba, per forza. Vabbè, dopo pulirò anche le scale quando avrò voglia. C'è tutto sto muschio da togliere, perché è anche brutto da vedere. Lo so che, cioè, io ci passo per le scale, quindi mi dà fastidio vederlo. So che non è casa mia, ma a me piace veder pulito. Ho dato una pulita a tutto qua sotto queste griglie. Ho pulito tutto, la nostra parte qui, insomma. Non tutto, ma tutta la nostra parte qui gli ho dato una bella pulita perché era indecente. C'era praticamente, ragazzi, c'era uno strato così, non sto scherzando, di terra, di lombrichi, terra, piante, erba, di tutto, muschio, c'era di tutto. Allora ho cambiato i fiori, ve l'avevo detto che li avrei cambiati, ecco, li ho cambiati, ho messo questi qua rosa, perché comunque c'è un minimo di rosa anche sulla ghirlanda, e quindi mi piacciono di più. Ho sistemato un attimo diversamente, forse così stanno un po' meglio. Ecco, comunque il rosa mi piace molto di più, quindi ho fatto anche questo lavoretto e basta. Questa vespina pensa che i fiori siano veri, poverina. Ho dato una lavata alla lavatrice 90 gradi, 90-95, non mi ricordo quanto fa questa, perché ho lavato le robe dei gatti. Sì, ma ho usato questo sole qua, ma puzza, cioè questo sole qua, il sole, questo, ma non sa di limone, puzza, ma tantissimo, non ha un buon profumo. Infatti la lavatrice sa un odore adesso che mi fa schifo. Vabbè, chiudiamo qua perché c'è un po' di caos e vado a preparare la cena.
Oggi è il 22, sono un po' coi capelli scompigliati, no, ho fatto un po' di allenamento, ho riniziato ieri, tapirulan, solo tapirulan, camminata e poi corsa. Oggi ho corso quasi 1 chilometro e per me è una cosa, cioè è tantissimo, 1 chilometro. Certo su tapirulan, all'esterno non so come farei, se ci riuscirei, non lo so. Comunque è il secondo giorno che provo a fare un po' di movimento e ogni tanto ho un po' di tosse, ma devo dire che sto meglio. Ecco, ci ho messo tanto, ma sto meglio. Beh, d'altronde sono passate ormai 3 settimane. Insomma, ne è passato di tempo, quindi era anche ora. E niente, adesso che mi sono un po' allenata, dovrei andare a fare una bella doccia. Ora sono qua che guardo di fuori così. Non lo so, mi sono incantata qua alla finestra a guardare il nulla. Il nulla, guardare il prato così, ascoltare gli uccellini. Peccato che ci sia la strada qua sopra, però mi sono incantata qua così. Questa sera la cena è già pronta perché c'è il minestrone di ieri sera e basta, non ho altri aggiornamenti. Non ho niente da raccontarvi perché non sta succedendo niente, quindi io sono sempre lavoro e casa, quindi non combino niente, non vado da nessuna parte. Però, che sonno. Domani però pomeriggio mi muoverò perché verrà anche Franz, così non avrò il problema di trovare parcheggio o di doverlo pagare e non avrò il problema di dover camminare. Domani andrò a fare la dichiarazione dei redditi e poi andremo a farci un giro anche al Lidl, perché io è da parecchio che non vado al Lidl, da tanto, quindi forse addirittura da prima di quel weekend a Jesolo che avevo comprato i contenitori, ecco, da quella volta lì credo. Ed è un po' che non ci vado. Quindi niente, faremo anche un giretto, un po', magari qualcosa di spesa se c'è, un po' di frutta, verdura anche surgelata. E niente, ecco questo è l'aggiornamento, non ho altro da raccontarvi. Sto pensando se devo tirare fuori pane, sì, conviene tirare fuori un po' di pane. Un po' di pane. E basta, questo mi serve domani mattina per la colazione. Anche se potrei mangiare le gallette, perché oggi ho aperto un pacco di gallette. Prima fuori c'erano 12 gradi, piove di nuovo, quindi ormai il tempo è così, ma qui è anche bello, nel senso che più giù, quindi provincia di Treviso, così sta facendo danni, allagamenti ovunque, alberi sradicati. Laggiù sta facendo danni oggi ma anche i giorni scorsi, e invece qui è andata molto bene. Tocca andare, io sto ancora usando i maglioni perché non c'è caldo, non c'è per niente caldo. Ieri avevo acceso il fuoco perché c'era un'umidità in casa, poi ieri avevo molto più freddo, ecco così sto meglio. Oh dai, vi saluto e ci aggiorniamo, non so se in questo video o in un altro, ci aggiorneremo, non so quando. Ciao. Colazione, domenica mattina. Adesso mi preparo. Ah, è finita. Devo mettere via questa roba e mi preparo. Faccio un po' un casino di immondizia. Il caffè latte. Ebbene sì. Latte.
La macchinetta ha un po' d'acqua, basta. Ci vediamo dopo. Primo dolce, nuova baita. Ecco, sul tavolino. Fatto un baraccamento. Comunque, primo dolce della stagione di questa baita. Questi, per essere giusti e dirvi tutto, questi sono i fiori che avevo comprato da Shein, quelli finti, e sono stati messi qua. E anche questa lampada. Cerco di mangiare. Mi erano caduti gli occhiali, avevo riempito il telefono di marmellata, anzi confettura. Perfetto. Che bene che si sta. Si sta molto bene. All'ombra è un po' freschetto, però. Ho fatto un po' di voli col drone, ma metterò tutto sull'altro canale che devo ancora avviare. Non ho più caricato niente perché sono stata sempre ferma e niente, quindi se vi interessa vedere qualcosa di più andate sull'altro canale. Dovrò fare il lancio ufficiale di quel canale perché non l'ho mai fatto ufficialmente, l'avevo fatto nei vlogmas, ma non tutti guardavano i vlogmas, pochissima gente, e quindi dovrò fare il lancio ufficiale qui su questo canale. Allora mia mamma mi si è riempita di confettura. Documento. Che bravo a tenere il tubo. Notavo che ci sono piantine di fragoline di bosco e non è l'unica quella, anche qua, vabbè. Poi c'è anche quel tipo di radicchio che si mangia o insalata, adesso non so, adesso vi faccio vedere, aspettate che non è qua, è qui sulla scarpata. Guarda quante piante di fragoline, continuano a cadermi gli occhiali. Allora è questo, solo che adesso è già grande, sarebbe questo qui. Ecco, queste foglioline qua sono più piccoline. Questo sa di patate, le patate, avete presente? Ecco, questo sa di patata, anche solo spezzandolo si sente. E questo si può mangiare in insalata e si può mangiare anche così crudo, non c'è nessun problema. Certo dovete riconoscerle le piante, altrimenti andate a finire o all'aldilà o all'ospedale, insomma. Comunque questo si può mangiare.